Roma, Milano, Torino, Verona, Napoli, Catania e Cagliari. Viva la radio, il grande network italiano. Il grande network italiano. Io non sono come voi nell'aspetto e nel cuore. Io non vivo come voi e non voglio pietà. Siamo a Torino con Enrico Ruggeri e da poco è uscito il suo ultimo album, Frankenstein, un album che viene insieme a un libro, quindi un lavoro in cui la musica si fa letteratura e la letteratura si fa musica, un rapporto dialettico. Sì, un lavoro molto complesso perché ho riletto in un album concept la storia di Mary Shelley, di Frankenstein. Ho scritto un romanzo che racconta degli stessi temi 200 anni dopo, cioè cosa è successo all'uomo e al suo pensiero in questi 200 anni, il tutto abbinato a delle canzoni, quindi non potevo sbagliare nulla perché ogni canzone doveva essere abbinabile sia al romanzo della Shelley che al mio, che avere valore da sola. Io sono normale ma diverso dagli altri, ho un'anima speciale che nessuno vedrà. Non so cos'è la tenerezza, una carezza non l'ho avuta mai. E questo trasporto di un romanzo ottocentesco ai nostri tempi, per Enrico Ruggeri, chi è il Frankenstein del XXI secolo? Intanto ci sono tante analogie con la storia dell'uomo di oggi, perché Frankenstein è una storia di ambizione, perché Frankenstein è la storia di un mondo che non accetta di invecchiare. Oggi c'è gente che si fa i seni, si mette i capelli, si fa il botulino, prende il Viagra, cioè tutti che cercano di evitare il peso del tempo che sta passando. E poi è una storia di diversità, perché Frankenstein è una storia in cui il mostro nasce buono e si incattivisce perché viene respinto. Quindi i personaggi come il dottor Frankenstein o comunque come i personaggi del romanzo ce ne sono veramente a centinaia nella vita di oggi. Non so cos'è la tenerezza, una carezza non l'ho avuta mai, e dentro al mio segreto tengo il fiato, e così come voi nel profondo di me. Un album che è molto rock, un rock che si dirama in diverse sfumature. Ritornando alla radice, che cos'è il rock in questo album? Ma è intanto un atteggiamento fuori moda. Il complimento più bello che mi è stato fatto è stato quello del presidente della Sony, che ha detto: un disco meravigliosamente fuori moda. È un album che non è fatto per la voglia sfrenata di piacere, non è radiofonico, non ha le caratteristiche che hanno le canzoni di oggi. È un album molto più rock e molto più profondo. Ringraziamo e salutiamo Enrico Ruggeri per Viva la Radio da Torino con Rinchi in Bici. Ciao ragazzi, viva la radio.